Questa settimana è cruciale, è centrale. Non lo è solo per il Quirinale, lo è anche per il virus che a noi qui in Veneto insomma ci interessa tanto. Guardate che non possiamo pensare di mandare in isolamento metà Veneto. Settimana cruciale questa, ma non solo per il Veneto. Entro poche ore potrebbe essere inviata alle regioni una nuova circolare che accoglie i cambiamenti che in sostanza sono stati proposti proprio dal Veneto al governo. Tra le note principali la proposta di modificare la definizione di caso, di sdoganare i tamponi fai da te e di modificare ancora la misura dei tamponi a fine quarantena con quelli di prima generazione delle farmacie. In una parola, semplificazione. È innegabile che lo scenario sia cambiato radicalmente perché è una variante radicalmente nuova, ma anche perché abbiamo i vaccinati e quindi è fondamentale cambiare anche la strategia. Ma settimana cruciale anche perché la curva del contagio sembra essersi stabilizzata. Sembra ci sia una fase di plateau, cioè che la curva comunque si sia raffreddata e si sia appiattita. I dati che ad oggi collocano il Veneto con una percentuale di occupazione della terapia intensive del 20%, dei posti in area medica del 25% e danno a 6.381 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Le terapie intensive si stanno stabilizzando sui 200 letti occupati. Il numero dei contagi continua a crescere, sono positivi anche il direttore generale della Sanità Veneta Luciano Flor e l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, entrambi asintomatici come moltissimi altri veneti. È pur vero che la mole, e questo ve lo voglio sottolineare, di asintomatici ci induce a fare delle riflessioni che prima sarebbe stato impossibile e inadeguato farle. Se è vero che non basta essere positivo per essere contagioso, come sta cercando di provare la comunità scientifica in queste ore, è anche vero che la mole dei contagiati sta rischiando di paralizzare scuola, famiglie e attività. In Veneto la copertura vaccinale intanto raggiunge numeri da record, 88,6%. L'obiettivo del 90% lo raggiungiamo. Confermati in tutto il Veneto gli open day nel weekend per le vaccinazioni pediatriche. 5 e 11 siamo già a 1 su 3 vaccinati. Siamo al 27%, quasi 1 su 3. L'obiettivo resta dunque ora quello di agire sul calcolo dei dati e di convincere il governo a cambiare le regole per la definizione dei casi e la gestione delle quarantene.